La nostra rassegna stampa è il momento di presentare l'ospite oggi in videocollegamento con noi, è la dottoressa Giustina De Silvestro, direttrice del servizio trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, dottoressa, parliamo dunque di una terapia sperimentale, quella legata al plasma iperimmune. A che punto è la campagna della Banca del Plasma Iperimmune? Qual è la situazione in Veneto? La banca non si è mai fermata, è partita nella primavera in occasione della prima ondata e ha continuato poi tutta la sua attività. Ha rallentato soltanto nella fase estiva, quando avevamo anche meno donatori disponibili perché non erano più reperibili donatori al termine della prima ondata, e abbiamo ripreso a metà ottobre. Oggi devo dire che continua a funzionare, eroga anche molte unità, per cui sta svolgendo appieno la sua funzione. Ecco, a beneficio dei telespettatori, dottoressa, ricordiamo che cos'è e come funziona questa terapia. La terapia con plasma iperimmune si basa sul principio che ogni volta che noi ci ammaliamo di una qualsiasi malattia infettiva produciamo degli anticorpi, e attraverso questi anticorpi combattiamo la malattia. Nei soggetti guariti da una malattia, da SARS coronavirus, anche questi guariscono e producono anticorpi nella loro fase di guarigione, e questi anticorpi circolano poi nel plasma. Sul concetto che queste persone poi possono essere, una volta guarite, idonee a donare, abbiamo basato il nostro studio e la nostra sperimentazione, cioè andiamo a raccogliere il plasma di queste persone che hanno nel loro sangue una quantità importante di anticorpi efficaci contro il virus, e questo plasma poi lo doniamo, lo diamo, lo trasfondiamo ai pazienti che sono in una fase critica. Ecco, in base ai vostri studi, dottoressa, che livello di efficacia ha raggiunto la terapia, secondo voi? La terapia con il plasma iperimmune è una terapia molto antica, è stata utilizzata anche in altre pandemie con risultati alterni. Anche in questo caso, pur essendo cominciata praticamente fin dall'inizio, è ancora in fase di discussione. Abbiamo molti studi a favore, altri studi meno a favore. È in corso uno studio nazionale importante, dal quale ci aspettiamo anche altrettanti importanti risultati. Secondo la nostra esperienza e secondo l'esperienza dei clinici, il plasma è efficace. Quello che va ancora definito esattamente è quale sia il momento più opportuno di somministrazione e quale sia il target, cioè la popolazione di pazienti che ne possono maggiormente beneficiare. Però i risultati sono incoraggianti fin dall'inizio e continuano a essere incoraggianti. Ecco, ci può spiegare, chiedo scusa, ci può spiegare perché su alcuni pazienti è una cura efficace e su altri no? Quali sono i riscontri scientifici in questo senso? Ma sono molte le situazioni che noi vediamo in questi pazienti. Come abbiamo sentito, molti dei pazienti che hanno un'evoluzione più sfavorevole sono pazienti che hanno associati altri quadri morbosi e altre malattie e altre comorbidità. Quindi sono pazienti che possono essere compromessi da tanti altri motivi. Ci sono dei fattori che sono più collegati a diciamo un andamento più critico della malattia, come anche l'obesità, come l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, sono tutte cose che abbiamo imparato in questo percorso. E è chiaro che la sperimentazione all'inizio non conosceva queste cose, per cui ha avuto risultati altalenanti. Però il fatto stesso che dopo mesi sia ancora uno studio, un'applicazione molto valida, ma non soltanto da noi, in tutto il mondo, questo ci conforta nel dire di continuare comunque questa terapia. Bene, dottoressa, le faccio un'ultima domanda. Dove si può donare in Veneto? In Veneto si può donare praticamente in tutti i centri trasfusionali principali. Ci sono i centri trasfusionali provinciali che hanno organizzato la loro attività sul territorio. In alcuni ospedali, praticamente gli ospedali più grandi, si può donare in tutti i centri, ma basta fare riferimento al centro principale, cioè capoluogo, al centro trasfusionale del capoluogo, e da lì si hanno poi tutte le indicazioni sulle sedi dove si può andare a donare. Bene, noi ringraziamo la dottoressa Giustina De Silvestro, direttrice del servizio trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. Siamo quasi in chiusura, però c'è ancora il tempo per dare uno sguardo alla nostra pagina internet. Ricordo l'indirizzo www.renews.it/.